Protesta stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori dipendenti del comune di Favara per la mancata stabilizzazione dei precari, nonostante le leggi regionali lo consentano senza alcun aggravio di costi per lo stesso ente comunale. Un inspiegabile ritardo a detta dei rappresentanti sindacali. Pensiamo innanzitutto che sia arrivato il momento di far vedere l'esistenza di questi lavoratori, perché come è noto la questione dei precari degli enti locali è quasi risolta per quanto riguarda i contrattisti in tutti i comuni. Il problema rimane solamente nei comuni che sono in una situazione deficitaria, quindi di dissesto, predissesto o riequilibrio finanziario. Attualmente sono 4 nella provincia di Agrigento. Favara è uno di questi, ha dei numeri veramente notevoli rispetto ormai al personale che è rimasto di ruolo. Ricordo che questi lavoratori hanno risorse neutre, cioè sono a carico del bilancio della regione fino al 2038, a condizione che però la stabilizzazione sia fatta entro il 31/12/2021. Sappiamo che comunque l'amministrazione è scadenza, ma noi chiediamo con forza che vengano predisposti tutti gli atti necessari, principalmente contabili. Il piano triennale fabbisogno sia modificato solo ed esclusivamente tenendo in considerazione questi lavoratori in modo da snellire e non avere intoppi nella fase di certificazione del bilancio. E il momento è questo, la situazione è molto grave per quanto riguarda la condizione economico-finanziaria di tutti gli enti locali, della maggior parte degli enti locali della nostra provincia. Le stringenti norme nazionali impediscono a questi comuni di poter fare delle politiche di assunzione di fabbisogno di personale e crediamo che senza l'aiuto delle autorità competenti, quindi del governo centrale, del governo regionale, questa partita rischiamo di perderla, quindi è il momento di far sentire la nostra voce. Tutti questi capilli burocratici servono a ben poco, se non alziamo l'asticella della lamentela e della contestazione noi non ce ne usciremo più fuori. È inconcepibile per i lavoratori di una vita che lavorano cercare di capire perché se ci sono le risorse non possono essere stabilizzate. Da oggi a domani non cambierà niente, quelle risorse dobbiamo avere. Le problematiche ormai ce le portiamo appresso da diversi anni, soprattutto da quando si è insediata questa amministrazione e da quando hanno dichiarato il dissesto. I lavoratori è da 30 anni che aspettano le stabilizzazioni e Favara non riesce da 5 anni a cavare un ragno dal buco. Abbiamo sempre chiesto di accelerare per evitare di arrivare a fine anno e procedere sempre con i rinnovi annuali, così come consente la legge, anche se per quest'anno forse è l'ultimo anno che si può fare, ma non abbiamo mai ottenuto nient'altro che il rinnovo. Noi chiediamo la stabilizzazione perché i lavoratori hanno diritto dopo 30 anni ad avere garantito almeno il futuro.